Abbiamo detto, lo facciamo. Sta tutta in questa frase il pensiero di Dino De Poli, presidente di Fondazione Cassamarca. Sicuramente l'incarico che lo consegna alla storia di Treviso e non solo come l'uomo che rivoluzionò la città. Nato a Treviso il 24 agosto del 1929, oggi De Poli ha tagliato il traguardo dei 90 anni. Una vita tra la professione di avvocato e l'impegno politico nella Democrazia Cristiana, culminato con l'elezione alla Camera dei Deputati nel 68. Nel 73 diviene presidente dell'Ente Nazionale Cellulosa e Carta, per poi uscirne pare a causa di forti dissidi con l'allora ministro dell'Industria e suo capo corrente Marcora. Nell'87 diventa presidente della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana, dove per anni aveva curato l'ufficio legale. E quando con la legge Amato le fondazioni vengono staccate dagli istituti bancari, De Poli passa alla guida di Fondazione Cassamarca e alla gestione dei relativi introiti, trasformati nella Casa dei Carraresi, nel nuovo San Leonardo, nel Teatro Comunale e soprattutto nella Piani. Poi arrivano gli anni della crisi e del profondo rosso della fondazione e dai complimenti per gli investimenti e le mostre si passa alle critiche sulle spese fatte. Dal dicembre scorso il passaggio di testimone con l'avvocato Garofalo e da allora non è stato più possibile raggiungerlo, nemmeno oggi per gli auguri. Tra i tanti che avrebbero voluto farglieli, il suo coetaneo, che per certi versi è già consegnato alla storia della città per gli stessi motivi. Io sono del 3 agosto e tu sei di oggi. Due leoni che hanno combattuto e vinto in tutte le battaglie per rendere più bella la città di Treviso e per amare tutti quanti i cittadini. Grazie Dino, tanti auguri! Anche da chi l'ha sempre criticato arrivano non solo gli auguri, ma anche un ipotetico regalo. Io mi ricordo quando sono diventato delegato del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana 40 anni fa, fortemente avversato dalla sinistra. De Poli mi regalò 2 libri, l'unico tra gli esponenti della sinistra. E io ho sempre apprezzato questo modo che De Poli aveva di far politica. Lui regalava libri, non regalava altre cose. Regalerei un libro, ci dovrei pensare quale libro, ma sono sicuro che De Poli apprezzerebbe. E a proposito di regali, decisamente unico quello pensato dall'ex collega ai tempi della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana. Io regalerei Piazza dei Signori e che Dino De Poli metta le mani sopra, come dire, caro Giancarlo, anch'io ho concordato con te e ho concorso per rendere sempre più bella la città di Treviso e per averla portata in tutto il mondo.